Noi oggi affrontiamo il vizio, il pensiero più pericoloso di tutti. La superbia è la più grave delle emozioni interiori. Non nasce da esigenze esterne o da meccanismi psicologici in se stesso, come, diciamo così, come un meccanismo, un gioco, una strategia di gestione, ma proprio dal rapporto col proprio io. È legato alla struttura radicale dell'essere. È un'esigenza di grandezza. Dall'accoglimento del pensiero della superbia originano tutti i peccati. Ed è interessante che tutti i peccati in fondo nascono dalla superbia, ma portano alla superbia. Cioè la superbia è l'origine e l'esito dei pensieri malvagi. Sotto un punto di vista così elementare, per dare una prima descrizione un pochino plastica di che cosa è la superbia, è un pensiero che produce un vuoto interiore che deve essere riempito. Il pensiero superbo crea uno spazio che chiama, attira per vuoto gli altri vizi. Dice San Gregorio Magno, la superbia, non appena conquista un cuore, lo consegna ai vizi. Ecco, questo è, diciamo così, la prima immagine che possiamo con timore guardare. Cosa fa la superbia? Ecco, noi adesso qui ci dedicheremo a una fase descrittiva che ha il compito di identificare bene questo vero nemico dell'uomo, il più grande dei nemici dell'uomo dopo il demonio, la superbia che gli corrisponde. Allora, pone tutto in nostra funzione, vuole che ogni cosa sia al nostro servizio, anche se lo fa in maniera criptata e non diretta. Da dove deriva la superbia? Di fatto, lo ripeteremo molte volte, è una non accettazione della nostra natura di creature. Il rifiuto della nostra condizione subalterna per natura, la nostra condizione di esseri fragili, se non accettata, conduce necessariamente alle azioni che noi chiamiamo peccato. Ed è interessante che purtroppo quando si pensa di aver sconfitto l'orgoglio, la superbia, allora è proprio forse il momento in cui se ne è completamente dominati, perché anche il desiderio di non sbagliare è frutto della superbia. Cioè molto spesso la pena del superbo sono i suoi errori, quindi odia i suoi errori e quindi quando li vince in realtà è cascato in un baratro più grande di superbia. È veramente un nemico infido, pericoloso. Allora dobbiamo capire che l'immagine di sé è fondamentale per il superbo e quindi può proiettarsi in qualsiasi opera di bene, cioè si può fare qualsiasi opera di misericordia per superbia, persino si può pensare di amare mentre si è nel culto di se stessi. E normalmente quando ci si accorge di essere amati così, cioè quando si scopre di essere amati come parte della costruzione dell'immagine di sé di un'altra persona, ci si sente profondamente feriti. Ecco, questo è il nostro primo approccio con questo mostro. La superbia è il nostro più grande nemico. In fondo, in questa trasmissione dovremo affrontare la più difficile delle battaglie. Superbia significa essere al di sopra per mezzo di una energia, per mezzo di una forza, esercitare una forza per essere sopra gli altri. Il superbo è un arrogante che con una grande violenza interna e un'energia capace di fargli compiere tanti servizi, tante opere, tante autoesaltazioni che possono essere anche nel campo del bene, costruisce l'immagine di se stesso e si innalza. La superbia va temuta con tutto il proprio cuore perché è la strada che conduce alla solitudine. La superbia è la via principale dell'isolamento. È interessante che i padri indicano
normalmente la prima immagine della superbia, la più, diciamo così, plastica, quella della Torre di Babele, dove gli uomini dicono: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome per non dispenderci su tutta la terra. Interessante la finalità. Indi, da questo atto di costruire una città e una torre, ci facciamo un nome. Cioè il centro è il nome. Il vero fine dell'atto è la mia identità, che io costruisco con i miei atti, che io costruisco con le mie bravure, con le mie capacità. È interessante vedere come nel testo di Genesi 11, che abbiamo appena citato, poi parte una creatività, una capacità, un'inventiva straordinaria. Ma è interessante che nel racconto il progetto fallisce. Perché? È il preludio della solitudine. Infatti nella Torre di Babele si parte con una ricerca del sé, del proprio nome, e si arriva a non conoscere più le parole per parlare con gli altri, cioè a non conoscere più il nome altrui in un certo senso. Certo, chiunque è occupato con se stesso trascura il prossimo, e alla fine un solco profondo separa, che è il solco della incomunicabilità, che compare nella Torre di Babele in maniera drammatica, perché alla fine questi devono abbandonare il progetto perché non riescono a parlare l'uno la lingua dell'altro. La superbia comunque è il peccato fondamentale di Satana, che non accetta il limite di creatura e quindi vuole equipararsi a Dio. Possiamo leggere il testo classico di Isaia 14. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato steso a terra, Signore di popoli, eppure tu pensavi nel tuo cuore: salirò in cielo, sopra le stelle di Dio innalzerò il mio trono. Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. Vediamo da questo testo del profeta Isaia che la radice della mozione satanica è il mettersi al posto di Dio. Satana vuole coinvolgere Eva in questo atto. E infatti il serpente dice alla donna: Dio sa che il giorno in cui voi mangiaste dell'albero si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora, qual è il problema, così come compare logicamente ben espresso in questo testo di Genesi 3, che è logicamente sempre il masterpiece per spiegare un po' tutte queste cose qua? Diciamo la chiave di tutto il discorso, così già a metà della prima puntata, e avvertiamo gli ascoltatori che su questo tema torneremo tante volte, probabilmente fino alla noia. Il problema è il rifiuto dei propri limiti. Il problema della superbia, che peraltro si trasfonde in tutti gli altri pensieri malvagi, in tutti i peccati capitali, la matrice è l'atto superbo di rifiutare i propri confini. Il rifiuto del limite è la tragedia umana. Nel caso di Eva c'è un limite, l'uomo non può capire tutto, è un suo limite proprio di scatola cranica, non può capire il bene e il male, nel senso di intendere tutta la gamma del reale, deve accettare di non capire tutto. Pretendi, dice il serpente, di capire tutto perché devi essere come Dio. Rifiuta il no. La vita pone dei no. Il limite dell'albero è un limite creaturale e viene aizzata Eva, e quindi noi tutti quanti, cioè l'umanità, a trasgredire il limite. Il punto è che il limite è la natura umana. Nel momento in cui noi ci mettiamo contro i no che la vita ci dice, contro i no che sono insiti nei nostri proprio confini naturali, non stiamo a pensare chissà che cosa. Tutti quanti sbattono da un momento nella vita contro qualcosa che è un no, che è oltre la propria portata. Il rifiuto di quel no, ossia il rifiuto del proprio limite, è superbia e porta alla distruzione di sé, perché ci porta a
varcare il limite della vita, perché il limite è il limite della vita, oltre moriamo. Infatti Dio dice: non fare questo atto perché morirai. Dice il serpente: fai questo atto così ti affermi. Ma una delle due affermazioni deve essere falsa, e quindi il limite che noi non sopportiamo grida il fatto di non essere assoluti. In una qualche maniera, quando ci troviamo limitati e non lasciati liberi in tutte le direzioni, noi iniziamo a patire per superbia questo fatto. La stessa cultura degli ultimi secoli ci ha spinto alla trasgressione. Il motto in fondo è come se fosse per tutti: non accettare di non essere Dio, quindi arriverà il fatto che non accetto che qualcun altro sia migliore o uguale a me, e quindi parte l'invidia. E di fatto io avrò un problema, non accetterò l'autorità. Gli ultimi secoli sono stati la storia del rifiuto dell'autorità e la sua controaffermazione violenta, cioè il movimento pendolare, siamo andati da una parte all'altra. In questo momento siamo sicuramente nella fase più fragile, diciamo così, dell'autorità, perché è odiata, culturalmente rifiutata. Quindi fra rifiuto dell'autorità esterna e rifiuto dei limiti interni, ecco le basi della nostra tragedia.